Blitz dei carabinieri contro furti, scippi e borseggi. All'alba hanno circondato il campo nomadi di Albignasio che ha fermato una coppia che vive lì. 49 anni lui, 45 lei, marito e moglie che secondo le indagini sono responsabili di numerosi colpi, durante i quali non avrebbero esitato a coinvolgere i figli minorenni, pronti poi a riversare la responsabilità del furto su di loro. Degli accertamenti in ambito finanziario che hanno confermato le tesi e ipotesi investigative, supportate anche dal fatto che soltanto nell'ultimo anno la coppia è stata scoperta commettere 11 furti in fragranza. Quindi si è deciso appunto di emettere un'ordinanza di custodia cautelare. A insospettire i carabinieri anche il tenore di vita della coppia, apparentemente non giustificato dai redditi. L'unica dichiarazione presentata negli ultimi 20 anni risale al 1992 ed era di 22 euro, nonostante i 5 figli e 2 nipoti. Eppure nell'ultimo decennio, in proporzioni diverse, il nucleo familiare è risultato possedere 135 tra automobili e moto. I furti sfruttavano le debolezze, oppure vanno dal borseggio al normale taccheggio, quindi approfittavano di una distrazione della parte lesa, del malcapitato, per colpirlo. Durante il blitz è stato fermato anche un nomade 25enne di Milano sul quale pendeva un ordine di cattura per scontare una pena residua per rapina di 11 mesi.